eccetera, eccetera, non possiamo essere soddisfatti di una riforma fatta solo per fare politica. Andiamo a avere un contenitore, ma i contenuti rimangono tali, il contenitore non funziona. Porto un esempio concreto, l'ospedale di Gemona. Siamo stati spesso a parlare sia con la Presidente, ma anche direttamente quello che noi approcciamo in continuazione era l'assessore della sanità. Abbiamo detto dell'ospedale di Gemona, benissimo, dobbiamo cambiare, dobbiamo portare l'eccellenza, investire sull'eccellenza. Investire non vuol dire spendere, vuol dire guadagnare, vuol dire risparmiare. Il punto dell'ospedale di Gemona è molto, diciamo, nell'ambito regionale, è stato diverse volte portato sui tavoli di lavoro, no? Come la Tisana, come Cividale o altri ospedali, diciamo, cosiddetti piccoli, no? Però negli ospedali che non avevano, diciamo, la priorità come l'ospedale di Udine, abbiamo ribadito il concetto di intervenire in maniera concreta, di aumentare il servizio di eccellenza. I cittadini hanno bisogno di questo. La mia esperienza, ho lavorato per tantissimi anni, ho fatto 118, ho sentito con molta attenzione la collega Zagara, anche il collega mio autista di grado, dove cercavo di spiegare l'importanza del tempo. Zagara è stata molto professionale, no? Ha spiegato proprio in maniera dettagliata ciò che succede nel servizio di emergenza. Quei puntini che noi abbiamo visto di minuti, quelli sono fondamentali, sono importanti, sono necessari, che la politica li deve vedere, li deve studiare e deve tener conto il perché. Perché noi abbiamo, porto un esempio, ma per farvi capire, due tipi di morte, c'è quella biologica e quella cerebrale. Se diciamo la morte biologica è dal momento di un arresto cardiopolmonare e va fino ai 10 minuti, mi correggi se io sbaglio, e dopo i 10 minuti c'è la morte cerebrale, se devo morire, muoio, perché è arrivato il mio ora. Se devo morire perché non c'è l'ambulanza, perché la politica mi ha tolto il mio primo servizio, non è accettabile, non lo accetto. Nessuno di noi lo deve accettare. La gente deve scendere in piazza insieme agli infermieri, medici, operai, tutti quanti a difendere quello che è. Non l'articolo 32, il diritto alla salute, che rimane solo sulla carta, ma quello che è il mio diritto assoluto, che io, se devo morire perché è arrivato il mio ora, non perché tu, politica, mi hai tolto il mio diritto. Per questo dicevo prima, l'importante che in questa platea, in questa gente che è stanca ormai, c'erano anche altre personalità politiche. Io ringrazio, ho visto prima che era il Presidente Tondo, ho visto Riccardi, posso dire che la politica in questi anni a volte si svegliano solo nell'ultimo momento, non hanno bisogno del voto, in quel momento sono tutti presenti. Stavamo parlando del pronto soccorso di Gemona, che è fondamentale, non può essere pronto soccorso. Noi come sindacato, non so se voi avete fatto caso, mi dispiace che qui non c'è, spesso e volentieri siamo entrati in Messaggero Veneto, siamo andati in altre telegiornali, abbiamo parlato proprio sulla chiusura dell'ospedale di Gemona e anche quelli di Latisana o Cividale, no? Da oggi siamo in stato di agitazione alla Tisana. Mi ricordo 10 anni fa ho fatto il master a Roma in area di emergenza e mi dicono i colleghi, altri colleghi di tutta l'Italia,
dove Friuli veniva considerato come il perno dell'emergenza, dove Friuli era visto in primis come un punto di riferimento per tutto quello che è l'emergenza territoriale. Oggi sinceramente, passando gli anni, mi rendo conto sempre di più che c'è un degrado nel servizio. Stiamo parlando di eccellenza regionale. Ieri è un articolo del Ministero dove il Friuli veniva considerato virtuoso come regione, ma guarda caso alla Pisana sono 4 ambulanze, su queste 4 ambulanze solo una è in norma. Ci rendiamo conto dove sono i soldi, che non abbiamo soldi di comprare un'ambulanza per i servizi dei pazienti. Allora, se le riforme devono essere fatte, e qui concludo perché siete stanchi, io credo che le riforme, prima della politica, devono mettere al centro la persona, la dignità della persona, devono mettere l'utente e il paziente, altrimenti nessuna riforma è una riforma buona, compresa questa politica. Vi faccio tanti auguri, tutti noi friuli siamo con voi comitati, perché in primis anche noi siamo cittadini, vogliamo una città migliore di questo tempo. Come avete visto, c'è tanta carne sulle braccia, c'è tanta informazione, tante cose da dire, tante persone